Va ora in onda la rassegna stampa. Caramelle, cioccolati, popcorn, patatine, Coca-Cola. Cosa vuoi, Simone, di buono? Cosa vorresti stamattina? Panettone al pistacchio per i signori, ok. Buongiorno. Lei, signora, cosa vuole di buono? Una briochona al cioccolato, certo. Patatine, Coca-Cola, bonbon, caramelle, popcorn appena fatti, signori, i popcorn alla Vannacci questa mattina. Chi li vuole? Ve li facciamo belli caldi, signori. Questa è una di quelle giornate che lo so, l'invidia di questo microfono è tale, vi capisco, cari ascoltatori. D'altronde sono stato scelto dai piani alti per condurre questa rassegna stampa e la devo fare io, ma sono io, tutto il giorno io, sempre a parlare io, soltanto io. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno, sempre più stremato. Simone, ti capisco. Tu pensavi di venire a fare regia in una radio normale. Ti capisco e vi capisco, cari ascoltatori, la vostra invidia per me quest'oggi, perché condurrò una rassegna stampa memorabile, diversa, grande come l'Universa, col buongiorno a chi ci segue dal telefonino, dall'app, dal sito radiolibertà.net, da Facebook e da YouTube, dalla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. 1 milione di follower, tutti per me, wow. Ma soprattutto certamente che ci ascolta dall'auto con la radio DAB, ricordate, in tutta Italia. Portate il nostro segnale senza utilizzare gigabyte. Radio DAB che si può comprare anche in un qualunque negozio di elettrodomestici, ormai sono tutte DAB. L'importante è che vi ricordiate poi di schiacciare DAB, non FM. Non AM, ma schiacciate DAB, tirate fuori tutta l'antenna, fa la ricerca automatica come fa il televisore quando fa la nuova ricerca, eccetera, e poi cercate Radio Libertà. Siamo in ordine alfabetico, non ci sono più le frequenze nel DAB, ma ci sono solo i nomi delle radio. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a chi è già pronto, anzi ha già cominciato a scriverci WhatsApp al 340 6709 659. Numero sempre attivo giorno e notte, ma chiaro, se siamo in diretta è ancora più divertente leggere al volo i vostri messaggi. Perché invidiosi della rassegna stampa di Sammy Varin? Perché c'è bella carne al fuoco, una buona grigliata. Sulla griglia c'è naturalmente Vannacci, ma soprattutto il DDL sicurezza, il disegno di legge sul sto campionando, non si capisce, lo so, è colpa dei nostri ascoltatori che ultimamente non ci spediscono più quei famosi 5 euro. Vi siete dimenticati di noi? Conto corrente postale 37671294 per aiutare Radio Libertà, per aiutare Sammy Varin, per aiutare Giulio Cainarca, Giovanni Sallusti, il nostro Beppe in redazione, e certo con i più bravi giornalisti che si danno da fare per voi, e voi non ci date quei 5 euro ogni tanto. Sito radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, o semplicemente dona ora, e ci potete donare quello che volete con una carta di credito e aiutate questa radio, aiuto. No, vabbè, quando ve lo dico vuol dire che ce n'è bisogno, non è che ve lo dico. Allora, vi dicevo, contenti per il disegno di legge sulla sicurezza e per il vedi che non ce la faccio ancora, perché non fate questo versamento, non fate, ci vuole 5 euro, barboni e straccioni, e non ce la fate proprio oggi. Blocco navale, ve l'avevo anticipato l'altra settimana, perché Mago Varin vede, prevede, stravede, e lo sapevamo che arrivava, eccolo. Dai,
fatemi leggere qualche titolo, è chiaro che poi i ben pensanti giornaloni non ce lo mettono in prima pagina, perché c'è altro a cui pensare, meglio non allarmare la cittadinanza. Si sta soprattutto su Vannacci, perché sai, Vannacci che è uscito dalla Lega sembrava che adesso chissà che cosa fa. Sono i 3 di Vannacci, sono 3. I futuristi in aula, titola il Corriere. L'esordio col trucco, scrive Avvenire. La marcetta su Roma dei Vannacciani, ride Repubblica. Telenovela Vannacci, robaccia fascista e putiniani. Fiducia sì, decreto no. Questi sono altri titoli, questo è il Giorno. Vannacci alla Mastella, scrive il Tempo. Vannacci, l'uomo che non deve chiedere mai, scrive quello simpatico sulla Stampa. Vannacci fa il democristiano, scrive La Verità. Il generale in ritirata sentenzia libero. Non è che siamo qua, cioè adesso chi è? Qualcuno scrive la Lega ribolle in Parlamento, non ribolle un bel cacchio, cioè semplicemente ci spiace che qualcuno abbia tradito e che abbia votato praticamente per il governo. Cioè, cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente niente, anzi fatemi subito un vostro messaggino, oltre ai 5 euro sul conto corrente postale 37671294 CQ, aiuto, ci siete, sveglia 340670969. C'è Sammy Varin che vi chiede un WhatsApp-in, me lo spedite? Dove vado? No, volevo giocare ancora un po' con le prime pagine che mi titilla molto questa mattina. La verità, arriva la stretta sui migranti, espulsioni più facili e veloci, ricongiungimenti familiari più difficili, e c'è il blocco navale fino a 6 mesi in situazione di emergenza. E siamo già in situazione di emergenza, è sempre un'emergenza, una quotidiana emergenza. Facciamo il blocco navale. Chi è a bordo di imbarcazioni sottoposte all'interdizione può essere condotto anche in paesi terzi. Si rilancia il progetto Albania, con l'Europa che, ragazzi, io ancora non ci credo, ma manco fosse Natale, ci strizza l'occhio. Cosa sta succedendo? Ditemelo voi che siete più intelligenti di me. Ma chiaramente i sabotatori ci sono, e visto che politicamente c'è poco da sabotare, continuano a sabotare le infrastrutture. Sabotata la linea per la Valtellina. Nel 2025 un attentato la settimana contro le ferrovie. E sfido io, c'è uno che lavora, Matteo Salvini, ha messo pepe in culo a tutto il mondo per lavorare, ma ce lo ricordiamo quando era direttore. Tu sei stato fortunato, Simone, sei stato fortunato che sei arrivato adesso, bello tranquillo, bello, no? Con Salvini si correva avanti e indietro. Con Salvini dovevi portarti la racchetta da tennis, giocare a tennis tutto il giorno mentre facevi regia. Adesso sei lì bello. Scherzo, ma è così. Cioè, con Salvini si lavorava, e ti puoi immaginare che cosa fa al Ministero delle Infrastrutture, ragazzi. Secondo me è il terrore di quella gente, però poi lo apprezzi, perché quando arrivano i risultati, vedi Olimpiadi, c'è da essere contenti. Siamo sul quotidiano La Verità. Meloni e Merz provano ad aprire la gabbia UE. Oggi in Belgio il vertice informale con Draghi e Letta. Vi piace questa compagnia? Meloni, Merz, Draghi e Letta. Chi ha fatto i disastri propone soluzioni. Intanto Italia e Germania presentano un'iniziativa che punta a restituire più potere agli stati nello smontare il Green Deal. E questo ci piace, Un'Europa delle nazioni è quella che abbiamo sempre voluto. Nel vertice informale di oggi, Meloni e Merz proveranno a portare avanti le proprie idee su come far tornare a correre l'Europa, dando più potere agli stati e rintuzzando von der Leyen, Draghi, Letta, firmatari del disastro UE, e oggi chiamati a proporre soluzioni.
La baronessa promette che nell'Unione sarà possibile aprire un'impresa in 48 ore, ma non dice come. Stiamo a vedere. Siamo sempre in prima pagina sul vostro quotidiano La Verità. Acrobazie in aula. Vannacci fa votare. Ricordiamo che il generale Vannacci non si trova in Parlamento italiano, in Europarlamento, con i vostri soldi, lo avete votato e ora è lì che non si trova più nel gruppo della Lega, ma fa la stessa cosa che fa la Lega, ma la fa da fuori. Ma dove vuole arrivare secondo voi Vannacci? Tra poco ve lo dico e dovete restare con me. Resta con me ogni varin la mattina. Vannacci va a votare no alle armi a Kiev, ma conferma fiducia al governo. Quindi Vannacci fa votare il no alle armi a Kiev, ma il sì alla fiducia al governo. Un cortocircuitino mica da niente, perché così facendo lui dice no, io sono nel centrodestra. Infatti il simpaticone della stampa dice adesso c'è al governo anche Vannacci. Santa pazienza. Io vi capisco, voi che siete ancora sdraiati nel letto, restate lì, restate a letto, godetevi questa rassegna dal letto e chiamate la moglie dicendo: moglie, voglio un buon caffè, c'è Sammy Varin, anche uno per lui, grazie. Decaffeinato va meglio, sì. Molliamo il quotidiano La Verità e andiamo sul Giornale. Blocco navale antiterroristi, espulsioni veloci per i violenti, ragazzi. E fa venire voglia anche di brioche questo titolo. Vi capisco, voi che state mangiando una bella brioche alla crema, possibilmente. Svolta sull'immigrazione. Guardate che questa è roba vera, roba vera. Il governo approva la stretta riforma dei CPR e hotspot anche in paesi terzi. Cioè sembra davvero, cioè a Natale quando trovavi i regali sotto l'albero, ma dai, ma tutti questi regali per me, ma no, ma dai, ma non dovevi. Tranquilli, è solo un disegno di legge, ma prima o poi diventa vero, capito? No, veramente, la Meloni ha detto di fare in fretta, se la Meloni dice di fare in fretta, vado un po' più in basso. Siamo sempre sul Giornale. Altro attentato alle linee dei treni, un sabotaggio ogni 7 giorni. Capite? L'effetto Salvini, l'effetto di fare troppe cose in questo paese. Signori, c'è qualcuno che ha propalato del terrorismo mediatico in questi anni, E poi qualcuno risponde facendo saltare le linee e facendo casini, oltre che distruggendo città, facendo del male ai poliziotti. Nuovo episodio in Lombardia dopo i 49 registrati nel 2025. Sabotaggio alla linea ferroviaria in Lombardia. Caos Vannacci, la ritirata del generale, armi a Kiev senza il suo ok. Come faremo? C'è una buona notizia in questa valle di lacrime. Sì, arriva il tagliabollette, signore e signori, aiuti a famiglie e imprese. Un pacchetto da 3 miliardi, pochini certamente, ma insomma, che niente. Il testo, atteso da mesi, vale tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e punta a intervenire in modo mirato su bollette di famiglie e imprese, evitando aumenti del debito. Vai. Ancora sul quotidiano Il Giornale. Sì, c'è la Gebrale nei file Epstein, è stata citata quante volte? 24 volte. Pare che abbiano trovato anche Simone citato una 50ina di volte, perché si rompe sempre qualche cosa ogni volta che gioca a tennis e questa cosa non andava giù a Epstein, insomma non ti voleva un attimo un po' più vispo. Sì, la Gebral, anche lei c'è nei file Epstein ed è una piccola vendetta di noi della Lega, visto che sulla 7 l'altra settimana, vi ricorderete, la gentile conduttrice gli ha fatto un culo quadro a Salvini perché anche lui era citato senza niente, cioè non è, nome scrive Salvini, no?
mentre la Gebral è citata e qualcuno ha scritto che lei danzava sul pavimento. Ora prova cos'è la gogna. Rula Gebral, quella bronzata, paladina o ex paladina del PD. Omofobia, la sinistra tace su Ranucci, da Grillini a Imma Battaglia, incoerenza, zitto anche Zan Zan, muti zitti, non una parola, neanche un bisbiglio. Il velo di omertà che aleggia in transatlantico alla Camera dei Deputati è quasi imbarazzante. Per i parlamentari di sinistra da sempre a favore dei diritti civili, il caso Ranucci non esiste. Gli omosessuali chi? Cosa? Fanno finta di non sapere delle chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay di destra, eh? E il giù la maschera di Luigi Mascheroni, eccole qua, le nuove chat gay. Ti dico un argomento che non mi affascina, perdonatemi, lo so, è una rassegna di parte, ve lo dico subito, l'avrete forse già capito se mi seguite, ma voi mi seguite perché io sono Sammy Varin, perché faccio radio da 50 anni, perché una radio così non la trovate da nessun'altra parte, per quello che vi chiedo 5 euro per aiutare Radio Libertà. Conto corrente postale 37671294. Mi raccomando, conto su di voi quando uscite a fare la passeggiata o se siete già in ufficio. Ci sono quelli bravi già in ufficio che ci tengono in background mentre lavorano. Beh, quando si va in posta per fare le consuete cose dell'ufficio, della ditta, e prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete conto corrente postale 37671294, lo intestate a Radio Libertà e ci scrivete 5 euro, magari con la causale "Ciao Sammy, ci sono anch'io", Così è riconoscibile la cosa, perché sono l'unico che fa questi appelli, l'unico coraggioso, no? No, anche l'Antonino Danna, dice sempre di dare una mano, è vero, è vero. Libero, 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 fammi godere Mario Secchi. Guarda che rula, i balli scatenati ai party di Epstein. Rula Gebral nei file. Quante volte? 24? Quante? Ma anche Salvini non scherza, anche Salvini ballava, no, su Salvini non si sa proprio niente. Sulla 7 il culo quadro a Salvini. Adesso chi la intervista la Rula Gebral? Persino Macron vuole licenziare l'albanese, frasi inaccettabili su Israele. Ullala, se ne accorgono anche là. In centropagina sul Libero, il Vannacci pentito, il generale in ritirata. Dopo aver tuonato contro i soldi dati a Zelensky fino all'uscita dalla Lega, l'ex ufficiale alla fine vota sì alla fiducia sull'Ucraina e c'è il caso contributi. Chiaro che si tirano fuori tutte le cosettine che Vannacci non ha fatto quando era alla Lega e che ci sembrava un po' strano. Oddio, e con lui c'è qualcun altro che il braccetto corto ce l'ha avuto parecchio, non ve lo dirò mai chi, verso la Lega, però c'è un motivo per cui adesso vuole fare questo gruppo, lo sapete? Ancora una volta questo. Frinfron! Soldi. Dane. Ci arriviamo tranquilli, avete scelto la radio giusta, io vi metto sul tavolo queste cose perché so che vi interessano, Lega, centrodestra, libertà, ma nello stesso tempo cambiare questa Italia in meglio, modificare l'andamento del governo senza far deragliare il treno, a proposito di attentati, Lo stiamo facendo, signori, lo stiamo facendo. È chiaro che ci sono poi guerrieri, e molti di voi, lo so, siete ex guerrieri, che lo spadone l'hanno sotterrato. Perché posso capire, avete perso il cadreghino in questi anni, purtroppo la coperta è corta, anzi è tutta bucata e noi le pezze al culo ce le abbiamo, ma continuiamo a parlare a questi microfoni. Voi la spadone non ce l'avete più o lo avete perso. Dove cazzo l'ho messo lo spadone? L'avevo qua, l'ho sotterrato l'altro mese, no? Noi ce l'abbiamo sempre in mano, ben dritto e rivolto verso il cielo, lo spadone della Lega.
vado avanti con altre cose, tu dici è meglio, no? Sì, no, vabbè, ma lasciatemi divagare, oggi è una bella giornata, arriva il blocco navale, vuoi che io non sia contento? Mi fate sapere se siete contenti anche voi o se sono l'unico deficiente? 340 67 09 659, aspetto i vostri WhatsApp. Se non mi scrive nessuno, io alle 8 mi alzo e vado a casa. 340 67 09 659. Lo so, vi sto eccitando apposta, ma state scrivendo come pazzi, non voglio dirvi niente, ma poi arrivano. Siamo sempre in prima pagina su Libero, ricordiamo l'Italia paese di slittinisti, i 2 ori nel doppio alle Olimpiadi. Incredibile, ragazzi, sulla nuova pista da bob inaugurata dal nostro Alessandro Morelli, che si è messo tuta, casco e ma non è che era Morelli che girava, no? Dai, ancora prime pagine, vi faccio godere tantissimo. Ragazzi, oggi una rassegna stampa all'orgasmo su Radio Libertà. Attenti voi che guidate, non fate maialate. Dove andiamo? Anche sul tempo, titoli potenti. Epstein, quando Rula Gebral volteggiava sul pavimento, ve la immaginate? Lei, la Rula che volteggia sul pavimento di Epstein, famoso maniaco sessuale, pedofilo, e ce le ha tutte quante. Con Salvini, adesso diranno quelli di sinistra, c'era Salvini con Rula Gebral. Dio mio, ma non capite che questo aveva bisogno di rifarsi la faccia e quindi ha invitato cani e porci ai suoi eventi. Poi ci sono andati sempre quelli, è chiaro, alcuni nomi belli tosti ci sono, alcuni insospettabili e come, però ragazzi, cioè stai lì a leggere quanti milioni di file. Non è un cazzo da fare proprio, cioè noi abbiamo qualcos'altro a cui pensare. Venga quando vuole, carezze togate ai violenti. Questo è un pezzone sul tempo. L'ordinanza shock per uno degli arrestati dopo l'aggressione agli agenti di polizia. A Campaner, tale Campaner, il GIP ha applicato l'obbligo di firma, ma ha specificato compatibilmente con le esigenze personali. Cioè fate un po' il cazzo che volete, basta che venite qua ogni tanto. Cioè quelli che hanno fatto casino a Torino, quelli amici, amanti dei centri sociali, venga quando vuole. Migranti, blocco navale, espulsioni e stop ai cellulari. Questa è un'altra cosa, ragazzi, che li fa ribollire quelli di sinistra. Gli togliamo i cellulari ai poveri migranti nei CPR, peggio che in galera, dove i cellulari ormai ce li hanno tutti quanti. Ma per favore, ma per piacere, via libera al disegno di legge. Nel testo del governo anche rimpatri e regole per i CPR. Chiaro, non ce l'hanno messo nel decreto perché, l'avete capito, è roba piuttosto potente, c'è molta lega qua dentro. Sapete cosa sto per dire? Dai, voi mi conoscete ormai. E mi sembra anche strano che quelli di Forza Italia abbiano accettato questo. Posso dirlo? Adesso c'è il passaggio parlamentare, capisci? Quindi non è che noi adesso capito, no? Ok, sto ancora no, vado via, ok, vado su un altro quotidiano perché oggi i titoli si sprecano e so che avete una certa goduria positiva nell'ascoltare Radio Libertà, voi della Lega, voi di centrodestra, ma anche voi del PD che però vi siete rotti le balle di tutti questi clandestini in giro. Riascoltatevi la canzone che ho cantato un po' di anni fa, La Padania di Sammy Varin, la cercate su YouTube e capite che cosa dicevamo noi della Lega 10-20 anni fa. Le stesse cose che diciamo ancora adesso. Non molliamo, ok? Il manifesto, la legge del male, non del mare, ma del male. Perché? Perché arriva il blocco navale indiscriminato.
per tutte le navi che soccorrono i profughi in mare. La mettono giù piuttosto brutta, non è per niente così. Forte del nuovo corso UE, Meloni vara le sue norme bandiera anti-migranti, peggiori anche dei decreti Salvini. La Meloni peggio di Salvini? Mai, assolutamente, non ve lo permetto. Amici nemici del manifesto, il vostro amico comunista il manifesto. Protestano solo le ONG che rischiano la confisca definitiva delle imbarcazioni. Se tu dici che il PD non dice niente, è qualcosa, vediamo adesso chi mandano avanti. È chiaro che quelli del PD sono felici, nel senso che anche loro non ne possono più di tutti questi ciabattanti con le scarpe di lusso. Un tempo avevano davvero le ciabattine, adesso ne hanno più belle di noi le scarpe, e sono le nostre, ce ne hanno ciulate, e non ne possono più neanche loro di questo magna magna di immigrati. Siamo il ventre molle come quello di Varin di questa Europa. Va minga ben. Questo è il quotidiano Il Manifesto. Potete divertirvi ancora di più. Chiaramente è un divertimento sadico. Noi che non vogliamo più immigrati, li vogliamo affogare tutti. Anzi, l'Unità mi prende in parola e titola oggi in prima pagina: affogateli. Pure virgolettato. Questo è da querela, secondo me. Il disegno di legge per aggirare il diritto internazionale con la complicità UE, virgolettato, affogateli. Italia ed Europa dichiarano guerra ai profughi, blocco navale, deportazione, consegna agli aguzzini. Deportazione. Scusate, lo so, diventiamo troppo erotici questa mattina. Dopo mettiamo su Je t'aime moi non plus, se ci sta, dopo una roba del genere. Blocco navale, deportazione. Si è dimenticato Sansonetti il termine remigrazione. È il giorno della vergogna! Ieri sera il governo italiano ha varato un disegno di legge che ha un obiettivo evidente o dichiarato: aumentare il numero dei naufragi nel Mediterraneo per ridurre il numero degli sbarchi. Così poi il ministro Piantedosi potrà andare in Parlamento e dichiarare che il suo governo segna un successo, meno sbarchi rispetto all'anno precedente. È il giorno della vergogna anche in Europa, perché se l'Europa non avesse dato l'altra sera via libera all'Italia con il voto compatto di fascisti e destre e non avesse accolto la linea Meloni, il disegno di legge contro i profughi sarebbe stato impossibile. Blocco navale. È questa la nuova parola d'ordine della destra. L'ultima volta che avevo sentito parlare di blocco navale è stato quando ero ragazzino. Lo proclamò John Kennedy sul versante americano dell'Oceano Atlantico per impedire alle navi militari sovietiche di raggiungere Cuba e portare i missili nucleari che avrebbero minacciato gli Stati Uniti. Quella volta rischiamo la guerra nucleare. Poi all'ultimo momento Khrushchev, che è il successore di Stalin, dimostrò la sua saggezza e diede ordine agli ammiragli di invertire la rotta e tornare in Europa. Stavolta il blocco navale non è contro le testate atomiche, è contro le barchette dei migranti, le piccole navi dei soccorritori che in questi anni hanno portato in salvo molte migliaia di persone che altrimenti sarebbero finite in fondo al Mediterraneo. L'Italia è pronta a muovere la marina militare, che una volta era la sua gloria, per sbarrare il passo ai disperati e costringerli o al naufragio o a tornare in gnam, bocca agli aguzzini libici e tunisini dai quali erano riusciti a fuggire. Il calcolo è semplice: ogni morto in più in mare è uno sbarco in meno. Sansonetti, ti amiamo, però stai scrivendo un fracco di fregnacce. Il giorno della vergogna! C'è una vecchia e celeberrima canzone anarchica. Oddio, mi attira fuori la canzone anarchica. Non ce la faccio più, perdonatemi. La canzone anarchica, non mi fermo. Piero Sansonetti in prima pagina sull'Unità. Affogateli, pure virgolettato. Ma andiamo avanti a mangiare la nostra brioche alla crema. Giro quotidiano, dai, il secolo d'Italia lo dice chiaro: blocco navale. Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge con la stretta su immigrazione e rimpatri.
l'editoriale di Martino Della Costa è molto più serio, non ve lo leggo perché è così serio non c'è gusto, dici, però è chiaro il titolo del blocco navale sul secolo d'Italia. L'ultimo, poi c'è la pausa. Avvenire, il quotidiano del PD, accoglienza zero. Non è vero che del PD, dai, lo faccio per ridere, no? Quotidiano di ispirazione cattolica. Accoglienza zero, mi raccomando, la rana dalla bocca larga, zero, perché c'è gente che studia anche la dizione qua, Piantedosi, i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa, difenderli è un dovere, dure critiche dalle ONG, accoglienza zero, misure a sorpresa nel DDL immigrazione varato dal governo, oltre al blocco navale, altri giri di vite su CPR, protezione speciale. E minori, si ampliano i casi di espulsione. Vado a prendermi una camomilla. Voi me lo fate un whatsappino per capire se siete anche voi eccitati come Sammy Varin questa mattina o siete delle mammolette? Alza bandiera! Sono le 8, alle 8 c'è l'alza bandiera in ogni caserma. 340 6709 659. A tra poco.
Ho finito adesso di volteggiare come una zanzara invernale, ragazzi, ma che pezzone! L'ho scoperto, mi è apparso su Instagram, perché sai che ci sono tutti questi algoritmi per cui se guardi una ragazzina in reggiseno e dopo ti vengono fuori tutte le ragazzine in reggiseno, sembra un maniaco sessuale, no? Ma l'ho vista una volta e io che cerco artisti indipendenti, lo sapete, ogni mezz'ora mando solo musica indipendente in questa rassegna stampa, solo artisti sconosciuti. Se siete famosi non avete bisogno di Radio Libertà. Beh, mi è apparso Giovanni Marradi, pianista, compositore, arrangiatore. Oh, ma questo è conosciuto a livello internazionale per il suo stile romantic piano e new age. Ha registrato più di 190 album. Lo conoscevate? No, neanche io. Giovanni Marradi. Sai perché mi piace? Perché riprende un po' non solo pianoforte ma anche orchestra, quindi si spendono soldi per fare queste cose, non c'è l'intelligenza artificiale, lo sapete, io la uso quasi zero, ma quasi zero, perché ci sono alcune eccezioni, ci sono alcuni artisti disabili ad esempio, che non riescono a cantare e che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale proprio per riuscire a esprimersi. E questa è un'eccezione che mi sembra giusto fare. Lo conoscete, Alessandro Villa è uno di quelli che sta provando questa cosa. Esperimenti interessanti. Poi molti di voi, lo so, state come il piccolo chimico, state giocando con l'intelligenza artificiale in molti campi, mi telefonate anche a me e mi chiedete soldi. Ragazzi, abbiamo capito ormai che non c'è da fidarsi più di nessuno, neanche se vi chiama vostro padre chiedendo un bonifico, mettetegli giù, è meglio. Scherzi a parte, intelligenza artificiale quasi zero nelle mie trasmissioni. In questo caso merita Giovanni Marradi, cercatelo su YouTube, ve lo farò sentire una volta alla settimana, un pezzo ci vuole secondo me per darci forza, vitalità e soprattutto cominciare bene la giornata, visto che sono le 8, molti di voi sono ancora bloccati nel traffico e si chiedono: arriverò mai in ufficio? Tranquillo, ci sono le Olimpiadi, abbiamo vinto nello slittino e tante medaglie d'oro, mai come questa volta, chiaramente merito della Lega. Giro di WhatsApp, dai, fatemi godere, guarda quanti, mi sembra di essere Paperon dei Paperoni quando si tuffa nel deposito con tutti i soldini dentro. Voi siete i miei soldi, magari quei 5 euro che mi date ogni tanto, vi ringrazio naturalmente. 3406709 i vostri WhatsApp che hanno cominciato ad arrivare già alle 5 del mattino. Sansonetti, perché non ti prendi a casa tua con le tue figlie? Persino quelli regolari stanno diventando dei delinquenti, non c'è stato nessun controllo per arricchire le sinistre. Sansonetti chiaramente era ieri su Rete 4, immagino, di solito funziona così. Non ci credo per niente a questo nuovo decreto. Chi osa dire queste cose? Prima di tutto non è un decreto, ma è un disegnino, capito? Un disegno di legge. Se fosse stato un decreto, già da quest'oggi eravamo tutti sulle coste a guardare col binocolo se arrivava qualche migrante. Capito, mi hai? Arriva il blocco navale. Che dire? Meglio tardi che mai. Un abbraccio a tutti voi da Alberto. Meno male, almeno Alberto è contento. Ieri Cambi e Cainarca, mi spiace dirlo, sono stati vergognosi, specie per la faccenda dei bambini indigeni canadesi, poi risultato una fake news. Tutto per coprire la merda Epsan, ecco perché eravate nel governo Draghi. Siete falsi! Vedi la voce armi e soldi ai cessi d'oro, caro Marco. Passo tutto a Cainarca, però il bello della nostra radio che vi facciamo arrabbiare, che vi mettiamo la pulce nell'orecchio, anche nel naso e cerchiamo altri posti dove metterla e a quanto pare i risultati arrivano. Ok, il decreto sicurezza, la mia paura è che le toghe rosse
mi ha rovinato la giornata. Chi è questo? Un altro Marco. Mi ha rovinato la giornata, mi ha tirato fuori le toghe rosse, ma c'è un referendum a fine marzo per sistemare un po' questa giustizia. Ve lo ricordate? Abbiamo cominciato a fare informazione anche sul referendum. Vada ben, ascoltate il pomeriggio di Radio Libertà, c'è una striscia bellissima. La mia paura è che le toghe rosse in questo momento stiano affilando le armi, studiando notte e giorno per trovare il modo per aggirare le norme stringenti sull'immigrazione clandestina. Grazie Marco, buona giornata. Nome e cognome dell'uomo della legge che ha detto al delinquente venga quando vuole a firmare, e all'uomo della legge gli facciano scrivere 10.000 volte la legge è uguale per tutti. Sì, cioè questi che hanno spaccato la faccia ai poliziotti che gli danno l'obbligo di firma e gli dicono venga quando riesce. Sì, tra una spaccata e l'altra arrivo. Vado avanti con i WhatsApp, il 34067096659. Oggi rassegna stampa frizzante, ragazzi. Cosa preferite, la frizzina o l'idrolitina del Cavalier Gazzoni? Blocco navale e nuove proposte sui clandestini, ma in mano ai soliti magistrati che le svuoteranno come sempre, lo sappiamo tutti. Ma lo andate a firmare il referendum alla fine di marzo o no? Se date un segnale forte, anche i magistrati più riottosi si sentiranno un po' circondati, dovranno dire che cazzo, questi vogliono veramente che facciamo i bravi, che fare i bravi non vuol dire essere alle dipendenze del governo, vuol dire non essere per forza dall'altra parte. Attenzione, entro le 12 miglia di acque nazionali era possibile da tempo bloccare le imbarcazioni, ma mai applicate. Vedremo se serve solo per popolo italiano o reale. E ancora, ma l'unità quante copie vende? Punto di domanda. Sono d'accordo sul blocco navale come fa la Grecia, Malta. È giusto limitare gli sbarchi. L'immigrazione deve essere legale e controllata. Brava Antonia. E ancora, caro Sammy, ieri casualmente ho sentito un vannacciano parlare in TV. Ma questi da chi sono sponsorizzati? Che cattiveria contro la Lega. Lo so, sputare nel piatto dove si continua a mangiare perché prendono i soldi da voi che li avete votati. E con queste persone ci sono anche persone che conosciamo benissimo come Rossano Sasso, ragazzi, il paladino del gender contro il gender, che abbiamo intervistato decine se non centinaia di volte. Li capisco, te l'ho detto, li capisco. Che cazzo non capisco proprio, non li capisco proprio. Dai, che cattiverie contro la Lega, e questo è il loro fine ultimo, appunto, sputare nel piatto dove hanno mangiato. Poveretti e beati noi che ce li siamo tolti di mezzo, compreso il capo. Vero Mario? Però abbiamo fatto la figura dei boccaloni, nel senso... Ma sai, siamo ancora quelle persone che si fidano della gente, capito? E come quando abbiamo preso a lavorare qui Simone in regia, ci siamo fidati di lui, pensavamo fosse un bravo ragazzo, pensavamo che fosse qui attento a ogni cosa, eccetera. E siamo rimasti delusi, lo diciamo, siamo rimasti delusi perché comunque a un certo punto uno pensa, adesso si rende utile, fa anche un po' le pulizie, porta su le fotocopie al federale, e invece queste cose non le fa, insomma. Dai, sto scherzando. Simone è il regista migliore che abbiamo, è il più mite, umile e cornuto, lo dice lui stesso in questo momento. Grazie a quelli che mi stanno scrivendo e continuano a scrivermi. Mi devo fermare, sapete che poi dopo un po' mi arrivano i messaggini di mio padre che mi dice: allora io ti stavo sentendo per la rassegna stampa. Giusto papà, è vero, hai ragione, vado su Libero, dai, oggi vi faccio godere fino all'ultimo, sai, quando si deve arrivare per forza, lo cantava Mina, giusto? Libero, il Vannacci pentito, il generale in ritirata. Ecco, io non avrei dato tutta questa importanza ai 3 deputati di Vannacci che hanno votato per il governo alla fine, cioè non si sono per niente distinti, e se non sì, hanno detto, come lo dice la Lega, basta armi all'Ucraina. Abbiamo detto e fatto le stesse cose, solo che loro hanno deciso di uscire dalla Lega, capito? Ma c'è qualcosa sotto? Sì,
Lo scopriamo. Il Vannacci pentito, il generale in ritirata, scrive oggi Libero, dopo aver tuonato contro i soldi dati a Zelensky fino all'uscita della Lega, l'ex ufficiale alla fine vota sì alla fiducia sull'Ucraina e c'è il caso contributi, ok? In taglio alto vi ricordo, guarda che rula, i balli scatenati ai party di Epstein, la Gebral nei file, chissà se la inviteranno nella trasmissione di quella simpaticona alle 8:30 sulla 7 e gli faranno le stesse domande che hanno fatto a Salvini. Tan, ta, ta, ta. Entro sul Libero. Ho deciso, vado a pagina 2 di Libero, signori, la sorpresa della Gebral compare 24 volte nell'archivio Epstein, tu ci sei, cielo, manca, nei file spunta il nome della giornalista insieme a quello del suo ex, il regista Gebral, che viene citato 48 volte tra il 2009 e il 2011, inviti a serate, party, proiezioni, la coppia ricorre negli eventi mondani, tra Hollywood e il jet set globale lo scandalo si allarga, l'ombra lunga del crimine. E ribadisco, è un po' una piccola vendetta che ci prendiamo, visto che anche Salvini compare, ma sai com'è, a quei tempi era un personaggio di primissimo piano a livello internazionale e quindi ci provavano a tirarlo dentro anche lui ai party. Per fortuna che Salvini non ha tempo per queste cose, la rula probabilmente sì. Il generale in ritirata, i deputati di Vannacci votano la fiducia al governo sugli aiuti all'Ucraina. Dopo gli attacchi nei scorsi giorni all'esecutivo, Futuro Nazionale, per il momento si chiama così e il simbolo è ancora quello, ma duraminga come si dice da queste parti, conferma la fedeltà della maggioranza, cioè hanno votato per il governo. Non faremo favore alla sinistra, hanno detto. Centrodestra gelido, Tajani diversi da noi, sull'alleanza l'ultima parola spetta alla Lega. Chiaramente a noi di alleanza non ce ne frega assolutamente nulla. Alla prima battaglia parlamentare le truppette, le chiama Libero, del generale Vannacci, mettono in scena una ritirata come non si vedeva dai tempi di Caporetto, scrive Fabio Rubini. Chiaramente Libero è il caso di acquistarlo quest'oggi se avete in mente di fare quarter pass o se siete già in ufficio ma durante la pausa pranzo un giornale cartaceo oggi ci vuole. Giro la pagina, signori, a proposito di cambi di casacca, fuga da Schlein a Bruxelles, la Gualmini lascia il PD ed entra in azione nel senso non è che prima non facesse un caso, in azione, scritto maiuscolo. L'ultimo strappo sulla riforma della giustizia, decisione molto sofferta ma convinta, Calenda pronto ad accoglierla, se vai vi possa interessare. Il simbolo di Adinolfi, eccolo qua, il ciccione in senso buono chiaramente, perché noi amiamo i ciccioni, siamo tutti ciccioni, il simbolo di Adinolfi per costituire il gruppo e incassare i contributi. Avete capito la strategia di Vannacci? Escamotage a Montecitorio. In arrivo il logo del Popolo della Famiglia, che consentirebbe anche una corsia preferenziale per la presentazione delle liste nel 2027. Vicini l'ex leghista Borghezio e lo youtuber Cicalone. Scrive Tommaso Montesano, ve lo dico una volta, poi non lo dico più, siamo a pagina 5 di Libero. La strana coppia è in via di formazione. Picciu, Mario Adinolfi, giornalista, presidente del Popolo della Famiglia. Picciu, Roberto Vannacci, generale dell'esercito italiano, europarlamentare, fresco fondatore di Futuro Nazionale dopo aver lasciato la Lega. Grazie al simbolo del movimento di Adinolfi, già presente alle elezioni politiche nel 2018 e nel 2022, FN, Futuro Nazionale, potrà diventare una componente del gruppo misto della Camera, ma soprattutto ottenere i contributi che spettano alle formazioni di Montecitorio. Circa 33.000 euro annui per ogni parlamentare iscritto.
Non solo, l'escamotage del gruppo potrebbe essere anche preziosa anche in vista delle politiche del prossimo anno, laddove la normativa prevede che le formazioni politiche costituite in gruppi parlamentari in almeno una delle due Camere siano esentate dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste. Quindi no firme, sì soldi. Mm, mm, mm. Giriamo la pagina, no, restiamo ancora un attimo, ti prego, Comune di Bologna e CGIL a De Pascale. De Pascale, oh De Pascale che ha detto sì ai CPR. Boh, ma io non ci ho creduto. L'abbiamo messo anche sul sito di Radio Libertà, nei giornali secondo Sammy Varin. Fatevi un giro. A un certo punto scendendo ci sono i titoli che ho amato in modo particolare ogni giorno. Cioè De Pascale che dice sì ai CPR in Emilia Romagna. Io non so più cosa pensare, non so più cosa dire. Io lo amo De Pascale, sono gay, ti amo. No al CPR, si preoccupi d'altro, scrivono gli amici di sinistra di De Pascale. Giunta Lepore e sindacati si scagliano contro la regione. Non si fa così la sicurezza. Volete costruire un CPR per i poveri clandestini? Forse De Pascale si è accorto che in Emilia Romagna succedono cose strane da decenni, perché sono tutti in giro i clandestini, fanno il bello e cattivo tempo, picchiano, rubano, violentano, e forse è il caso di metterli in un CPR se fanno i cattivi. Il governatore dice i cittadini non accettano che ci siano delinquenti sempre liberi. Capisci? La percezione della sicurezza ogni tanto colpisce anche i capi delle regioni, come il nostro sindaco Sala qui a Milano, e ne sa qualcosa anche lui, insomma, sta iniziando un attimo a ragionare. Certo, ci sono voluti decenni, tra poco se ne va, ma meglio tardi che mai. Giro di nuovo la pagina, ragazzi. Oggi qualunque giornale vi farà felici, ok? A parte la menata di Vannacci che avete visto, una bolla inutile e alla fine dice le stesse cose che dice la Lega, solo che sta fuori e si incassa i vostri soldi. Va bene, non c'è nessun problema, noi si va avanti ugualmente, anche perché di Lega ce n'è una sola. Se esci e ti fai le leghe, caro Vannacci, anche tu hai deciso di fare questa cosa con i nostri soldi. Questa è la differenza. E a far tuo, la brutta figura ce l'hai fatta tu, soprattutto perché sei un generale, e io da un generale una roba del genere non me l'aspetto. E soprattutto quelli che hanno fatto anche loro il militare, come il sottoscritto, erano i carristi. Sono stato 2 mesi a fare il car, giù a Lecce, un caldo della miseria, marciare sotto il sole e ti spruzzavano con l'idrante per rinfrescarti. Poi sono salito sui carri armati, certo, ero servente al pezzo, servente radiofonista, of course, e quindi cuffiettina e voilà. CQ, dai ragazzi, dai, andiamo, scendiamo tutti in spiaggia, dai, seguite noi, il nostro carro è il numero 5, forza. Era divertentissimo, ogni tanto facevo qualche dedica anche al capitano, lavorando chiaramente in una radio anche ai tempi. Ma perché vi sto raccontando queste cose? Non ho capito. Vado avanti, sono sul Libero, signori. Ranucci se ne frega della par condicio e mette nei guai Rai 3, esposto contro Report, se vi può interessare, ma quello che interessa a me è la pagina dopo. Altri sabotaggi ai treni. Da Bologna a Lecco. Nel 2025 boom di attentati. Cioè, capite, se c'è qualcuno che lavora per il bene dell'Italia, se c'è qualcuno che vuole fare, ci sono tanti che dicono ancora no. Ed è chiaro che il collegamento a noi viene spontaneo, non c'entreranno niente, tutti i vari comitati del no ponte notavano, ma no di certo, però viene il dubbio, tranciati i cavi di una linea merci e incendiata una centralina sulla tratta che porta alle sedi olimpiche di Bormio e Livigno. Nell'ultimo anno 49 attacchi alle ferrovie, Salvini dice, oltre al carcere, risarcimenti milionari. Paginone a pagina 13 del quotidiano Libero. Giro di nuovo la pagina, signori, piatto ricco, micifico, e chiaramente non c'è nient'altro sul Libero, mi sono fermato perché voglio darvi degli input ancora più forti andando sul quotidiano Il Corriere. Sì, ogni tanto. Allora, sicuramente il titolo Armi a Kiev, la fiducia e le scintille.
la fiducia e le scintille, che ormai fanno paura queste scintille dopo quello che è successo a Crans-Montana. Decreti per gli aiuti all'Ucraina, approvata la fiducia alla Camera con 207 voti favorevoli e il via libera anche dai deputati di Vannacci, che però dicono no al decreto. Tensioni nella maggioranza, ma fermento pure nel centro-sinistra, perché lì si sono fatte 3.000 mozioni diverse, hanno fatto su un casino della miseria, tanto comunque abbiamo messo la fiducia. Intanto la stretta sulla sicurezza passa all'esame del Consiglio dei Ministri. Blocco navale, espulsioni degli stranieri condannati, pene restrittive. Tutto quello che Sammy Varin dice da decenni, ripetendo chiaramente ciò che dice la Lega. Zelensky che frena sulle elezioni dopo la tregua, la data diventa un caso, ma quello che è uscito sulle agenzie dal Financial Times di pomeriggio ci aveva fatto sperare. In centropagina sul Corriere le foto certo della scala bruciata, delle scarpe, Crans, le foto dell'orrore e stanno uscendo foto terribili di quell'incendio. Moretti interrogato, l'incontro con la mamma di 2 vittime. Parigi, da albanese oltraggio a Israele, si dimetta dall'ONU, parole oltraggiose contro Israele. La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni Unite per i territori palestinesi e molto amata da una certa sinistra italiana. Al Jazeera Forum avrebbe definito gli israeliani nemici comuni dell'umanità. Il ministro degli esteri francese ha preso di mira Israele in quanto popolo e in quanto nazione. Inaccettabile. Dove andiamo? C'è Antonio Polito che commenta: la militanza e gli scivoloni continui, solo lei poteva farcela, unire Francia e America. Carino il caffè di Massimo Gramellini, anche se non ve lo leggo, una lacrima sul bronzo, signori. Non si era mai visto uno scandinavo frignare in Mondovisione per amore, uno che aveva appena vinto la medaglia di bronzo olimpica nel biathlon e si è rivolto alle telecamere per implorare il perdono della fidanzata che lo aveva mollato perché lui le aveva fatto le corna e niente da fare, la fidanzata gli ha mandato un SMS mandandola a dar via i piedi. Che figura, però per amore, ragazzi, ma voi a 20 anni quante cavolate non avete fatto per amore? Tantissime, ma io cercavo soprattutto di avere una fidanzatina sempre con lo stesso nome, importantissimo. Simone, ricordati anche tu, se lavori in radio, importantissimo avere sempre lo stesso nome. Selezionavo accuratamente la stessa, non la stessa fidanzata, lo stesso nome, in modo che quando facevo la dedica, molto bene, qui via radio da Sammy Varin, un grande saluto anche ad Alessandra che mi sta ascoltando. Si chiamava davvero Alessandra. Ciao Alessandra, ce ne sono tante di Alessandra. E quello è importantissimo perché alla fine non fai brutta figura, no? Certo, ditemi, scrivetemi al 34067096659 cosa non avete fatto per amore. Quello era amore vero, non come adesso che se lei ti dice di no la vai ad ammazzare di botte. E quello era amore vero, stare sotto casa. Io cantavo sotto casa delle mie fidanzate facendo incazzare di brutto i loro genitori, ragazzi miei. Però era cantare, gli facevo la serenata, e poi hanno cominciato a... Ok, vi sto annoiando. Sono sul Corriere, a proposito naturalmente di ciò che è accaduto ieri, i vannacciani, gli ex amici parlano e la Lega lascia l'aula, il campo largo diviso e i mal di pancia nel PD. Boldrini e altri 3 si astengono dal testo del loro partito. Quindi, insomma, non è che solo la Lega ha perso 3 parlamentari, c'è parecchio mal di pancia e direi anche un po' di dissenteria all'interno del centro-sinistra, con la Gualmini che lascerà i Dem. Scelta molto convinta, capito? Io
Io lo riformerei quell'articolo della Costituzione sui cambi di casacca. La Lega ci sta pensando molto seriamente, nessun giornale ancora ne parla, devo capire il motivo, direi che forse sta per scoppiare un petardino interessante. I primi veleni tra deputati e le mosse dei futuristi, si chiamano così, no, li chiama così il Corriere, i futuristi sono quelli di Vannacci, agitano già il transatlantico, cioè bastano 3 per agitare il transatlantico. Corriere, non spariamo cacchiate. L'effetto Vannacci nel centrodestra, Mulei di Forza Italia non possono stare con noi. Anche qui chiaramente abbiamo scoperto il gioco, logo e fondi, la trattativa con Adinolfi, il piano per formare un gruppo autonomo. Il generale a caccia cerca un simbolo elettorale per formare una componente autonoma nel gruppo misto e incassare i contributi della Camera, cioè non gli basta lo stipendio da europarlamentare che gli date tutti voi che l'avete votato. Circa 100.000 euro l'anno sarebbe i contributi della Camera per Roberto Vannacci. Sta trattando in queste ore con diversi partiti che si sono presentati alle ultime politiche del 2022, tra questi c'è il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi. Attualmente la formazione vannacciana Futuro Nazionale conta 3 deputati, 2 fuoriusciti dalla Lega, Ziello e Sasso, e l'ex di Fratelli d'Italia Pozzolo. Secondo il regolamento di Montecitorio, per formare componenti all'interno del misto servono almeno 3 parlamentari, quanti sono per ora i colonnelli di Vannacci, e un simbolo che abbia corso alle elezioni passate. Riconosciuta la componente, la Camera dà un contributo annuo per le attività politiche, 33.000 euro per ogni parlamentare. Per Futuro Nazionale si tratterebbe di 100.000 euro da qui a fine legislatura. È vero, conferma Adinolfi al Corriere, c'è una trattativa in corso per il mio simbolo. Possibili alternative tra i loghi presenti nelle liste del 2022 c'è Italexit di un tale Paragone e Italia Sovrana e Popolare di un signore che si chiama Rizzo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Forte perturbazione atlantica in transito sull'Italia. Nelle prossime ore fenomeni sparsi con conseguenze maggiori al centro e al sud, dove le piogge potranno risultare anche intense e abbondanti, specie sul basso Tirreno. Instabile con qualche rovescio anche al nord-est, meglio altrove. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento, ma non sulla Sardegna e al sud, dove pioverà ancora in maniera abbastanza diffusa e continueranno i venti di burrasca e le mareggiate. Prudenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lichte Frau eines Matrosen, come la donna del marinaio. Standest du an der Tür, stavi lì sulla porta. Una Staufin gewartet e tu lì lo aspettavi. Die Zeit vergeht nie, il tempo non passa mai. Una Staufin gewartet e l'hai tanto atteso. Solange die Einsamkeit, ma che lunga la solitudine. Kommt aus den Bergen, der lui arriva dai monti. Und kommt aus den Bergen, der lui arriva dai monti. Und kommt durch den Schnee, lui attraversa la neve. Ein Licht, ein Licht, ein Gleis, ein Licht, una luce, un faro. Du scheint in deinen Träumen, e lui appare dai tuoi sogni. Una van deine Seele e riscalda la tua anima. E liebste lui, komm doch. Amore mio, vieni ora. Gute Nacht bis viel zu groß. Notte, tu sei troppo buona. Leichte Frau eines Matrosen, come la donna del marinaio. Standest du an der Tür, stavi lì sulla porta. Die Sterne sind verschwunden, le stelle sono scomparse. Die Straßen schon verreist, le strade già ghiacciate. Allein durch Schnee und Wind, das Sole della neve e del vento. Wie hart die Einsamkeit, dura la solitudine. Und kommt aus den Bergen, e lui arriva dai monti. Wer kommt aus den Bergen? Und kommt durch den Schnee. Ein Licht, ein Licht, ein Gleis in das Licht. Die Nacht so dunkel ist. Scheint in deinen Träumen, Una ballata raffinata ed elegante, questa di Detto Ferrante Anguissola, il più antico cantautore italiano. Già, si sta avvicinando sempre più ai 100 anni, ragazzi, ma è in gambissima. Questa è Einsamkeit, è una ballata metà in italiano, metà in tedesco, Solitudine. E lui, Detto Ferrante Anguissola, è discendente della celebre pittrice Sofonisba Anguissola. Cercatelo su YouTube, è appena uscito con un album portato avanti grazie anche alla longa manus di Francesco Caprini di Rock Targato Italia. 8:37, buongiorno, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, massima libertà di dire quello che volete, inviando un WhatsApp al 3406709 e commentando le notizie del giorno. Sammy, è un disegno di legge, vediamo cosa ne resterà alla fine dopo quanto tempo. Come San Tommaso non credo se non vedo, vedi, anche San Tommaso ascolta la mia rassegna stampa. Buongiorno Sammy, certo che l'Europa si desta, anche se viene fatto il 30% di quanto programmato, ed è comunque una grande vittoria della Lega Nord, ha scritto. Bravo Enzo, impari qualcosa. Ma vi ricordate 2 o 3 anni fa era un'eresia questo programma politico, oggi tutti ce lo invidiano. Lunga vita a
Giorgia. Sì, un pochino, quando ci danno ragione ci piace, l'importante è che poi si facciano davvero le cose, ma tutti ci guardiamo in faccia dicendo: dove sta la fregatura? La vedete? Scrivetemela 340 6709 659. Ciao Sammy, finalmente una bella giornata dove si sente parlare di blocco navale, ma ci voleva l'abbandono di Vannacci dalla Lega per far diventare il centrodestra con più cazzimma? Bello, applauso. Sarà mica la paura della perdita di voti del centrodestra a far risvegliare i cuori? No, Enzo da San Mauro, assolutamente no, nel senso che noi queste cose le portiamo avanti da decenni. È vero, il resto del centrodestra è d'accordo. È un disegno di legge, come diceva l'ascoltatore precedente, e ora bisogna parlarne in Parlamento, e il Parlamento parla. Intanto però direi che stiamo cominciando bene il discorso. Ne parla il Corriere, anche questo giornalone c'ha un paginone a pagina 8, blocco navale, espulsioni e stop ai cellulari nei CPR, migranti, la stretta del governo, il via libera del Consiglio dei Ministri, lo scudo sarà frutto di un accordo con paesi terzi. Così scrive quest'oggi il Consiglio dei Ministri, assente il vice premier Matteo Salvini, ma ormai era tutto deciso, passa il blocco navale, vecchio pallino di Meloni, scrive il Corriere, ma io dico ancora prima della Lega, e voi vecchi leghisti lo sapete bene, ma il Corriere è fatto così, bisogna ossequiare chi sta governando. La norma simbolo è stata illustrata da Piantedosi ma anche circostanziata. L'Italia non schiererà la flotta militare davanti ai paesi di partenza dei migranti come nei vecchi desiderata di via della Scrofa, ma in caso di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico le navi o i barconi non entreranno nelle acque territoriali italiane, capito? Sarà una decisione presa da tutto il Consiglio dei Ministri e non ci sarà un automatismo, ha spiegato Piantedosi, prevedendo anche le critiche delle ONG arrivate puntuali in serata. Lo scudo inoltre sarà frutto di un accordo di Roma con paesi terzi, pronti ad accogliere i migranti respinti, capito? Anche questa scelta finalmente definitiva dei paesi terzi non a caso è arrivata l'altro giorno. Oltre alle sanzioni salate fino a 50.000 euro per chi violerà il blocco, l'altra novità riguarda la responsabilità solidale che sarà estesa dall'utilizzatore all'armatore e al proprietario della nave. Diventerà inoltre più difficile ottenere la protezione speciale, serviranno infatti una serie di rigidi requisiti, a partire da un periodo di soggiorno regolare di almeno 5 anni e da una conoscenza certificata della lingua italiana. Simone, gli facciamo fare un corso di dizione? Vai. Con questo via libera al DDL sicurezza e immigrazione, ora l'attenzione del governo è pronta a spostarsi sempre di più sul referendum, bla bla. Nella pagina successiva ecco le quali misure: sanzioni fino a 50.000 euro, interdizione delle acque fino a 6 mesi in casi di minaccia grave, che c'è già in questo momento, quindi direi di partire subito. È prevista l'interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali in presenza di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, decisa con delibera del Consiglio dei Ministri proposto dal Ministro dell'Interno. L'interdizione può avere durata non superiore a 30 giorni, prorogabile per ulteriori 30, fino a un massimo di 6 mesi complessivi. Poi facciamo un giorno che ne entra qualcuno e riprendiamo di nuovo. Dai, sto ridendo! Le ipotesi di minaccia sono rischio concreto di atti terroristici o di infiltrazione di terroristi, e c'è pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, e c'è emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi di alto livello, e ci sono, con misure straordinarie di sicurezza, ma guarda un po', ci sono le Olimpiadi e poi le Paraolimpiadi. I migranti possono essere condotti anche in paesi terzi con cui l'Italia abbia stipulato accordi. In caso di violazione dell'interdizione, salvo che il fatto costituisca reato, si applica al trasgressore la minza sanzione, eccetera. Metti per favore in frigorifero una bottiglia, sì, lo spumantino dealcolizzato, dealcolato, sai che io ormai non bevo più alcol, quindi sì, lo so che è una schifezza, ma lo bevo lo stesso. Alloggio
lavoro, lingua, denaro, i requisiti per ottenere la protezione speciale. Passa da alcuni passaggi obbligati. Per ottenerla saranno necessari 4 requisiti. Signori, al numero 1, avere un periodo di soggiorno regolare di almeno 5 anni. Poi a seguire sarà obbligatorio avere una conoscenza certificata della lingua italiana, considerata dal governo una condizione di integrazione nel paese che concede la protezione speciale. Il terzo requisito riguarderà la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e una disponibilità finanziaria analoga a quella richiesta per i ricongiungimenti familiari. Tutti paletti considerati dal Viminale necessari. Un dato gira in queste ore. Solo nel 2024 le commissioni territoriali hanno esaminato 90.000 richieste di protezione, vabbè, poi ve lo leggete voi. Fatto sta, signori, che come diceva il nostro ascoltatore, è un disegno di legge, va bene, un po' di queste cose verranno sicuramente tolte. Stop ai telefoni privati, le chiamate concordate con gli operatori. Per gli stranieri trattenuti nei CPR, al di fuori degli orari, degli spazi, delle modalità di utilizzo autorizzate, non è consentita la libera detenzione all'interno della struttura di telefoni cellulari, anche di proprietà. C'è anche questo, signori, in questo disegno di legge. Che ne pensate? Ditemi la vostra. 340 6709 659, che poi vi leggo tutti i WhatsApp. Giro di nuovo la pagina, certamente la nota di Massimo Franco su ciò che è avvenuto alla Camera, una fiducia circondata da un alone di ambiguità. Visto dall'esterno, quello del manipolo parlamentare dei seguaci di Roberto Vannacci appare un comportamento incomprensibile. I suoi 3 deputati hanno votato la fiducia al governo, ma non il decreto che conferma l'invio di armi all'Ucraina. Eppure, nell'ottica di cerca di mettere in difficoltà la maggioranza, dopo aver rotto con la Lega accentuando posizioni anti-UE e filorusse, la scelta può avere una perversa coerenza. Serve a inquinare l'immagine di un governo graniticamente a favore di Kiev. Votare contro gli aiuti militari all'Ucraina, ma rimanere formalmente nel perimetro della coalizione, vorrebbe indebolire l'accusa di essere strumenti delle opposizioni, confermare l'ancoraggio a destra, fomentare il malessere tra quanti nella Lega e forse non solo sono pronti a siglare una tregua anche alle condizioni di Vladimir Putin. Avete malesseri? Come state, ascoltatori della Lega? Io benissimo, veramente oggi mi sento, mi è passato anche il mal di schiena. Per questo la votazione di ieri alla Camera ha confermato la solidità della coalizione di Giorgia Meloni, ma in un alone di ironie e insieme di apprensione per la spregiudicatezza dell'ex leghista. L'ambiguità obbediente dei suoi seguaci sembra pronta a riemergere a ogni votazione di politica estera e a mettere in tensione i partiti, a cominciare dalla Lega. Sostenendo di avere come interlocutore naturale la destra, Vannacci promette provocazioni più che alleanze, lascia uno spiraglio al recupero dei suoi voti che irrita insieme ingolosisce la Lega e Fratelli d'Italia, anche se Forza Italia avverte che i valori e le posizioni di Futuro Nazionale e Partito del Generale sono incompatibili con la strategia governativa di sostegno a Kiev. L'impressione è che il muro contro l'estremismo eretto dalla coalizione di destra, ponendo la questione di fiducia, sia stato, se non scavalcato, aggirato, e per quanto il generale prefigura un'operazione a dir poco discutibile, qualche effetto rischia di produrlo. Quando il vicepremier e leader della Lega Salvini fa sapere che il Carroccio avrà sempre giustamente il diritto dell'ultima parola su un futuro accordo elettorale con il gruppo di Vannacci, non chiude la porta, e anche dentro Fratelli d'Italia il no a FN è declinato con cautela, anche perché il generale ha giustificato il sì alla fiducia dicendo: non ci prestiamo ai giochini di chi vorrebbe addossarci l'etichetta di essere con i Bonelli, Fratoianni, Renzi, Conte e Schlein. In realtà la segretaria del PD Schlein e Matteo Renzi di IV sono con l'Ucraina, pur votando contro il governo. Additare opposizioni compatte nasce dall'esigenza di velare una convergenza dei populismi filorussi di destra e sinistra, ma nasconderla è un'operazione maldestra. Vannacci ne è l'avanguardia di destra, 5 Stelle e AVS sull'altro fronte, anche se litigano. Questa la nota
non chiarissima per la realtà di Massimo Franco, quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Giro di nuovo la pagina, commenti, devo chiedere al capo, lobby gay, l'ironia dei protagonisti, se vi affascina questo argomento, da Cerno a Giletti, le reazioni alle accuse di Ranucci, e Mancini dice su di me duplice menzogna, e arriva pure Iacchetti a piagnucolare, signori, una diffida, perché io non guardo più Striscia la Notizia. Perché? Ma scusami, Semivarina è così simpatico. No. Iacchetti è sempre stato bellissimo guardarlo a Striscia la Notizia. Niente da fare. Perché? Cosa ha fatto secondo voi Iacchetti che vi ha dato fastidio? Enzo Iacchetti ha diffidato Meta, quelli di Facebook, eccetera, chiedendo la rimozione da Facebook di una serie di post offensivi e falsi che lo accostano anche al nazismo. In tanti anni non ho mai ricevuto critiche così violente. Si tratta di contenuti costruiti per umiliare, di fotomontaggi offensivi, di accostamenti a simboli che evocano ideologie drammatiche della storia. Così ha dichiarato il conduttore di Striscia la Notizia. La cosa più grave è l'istigazione all'odio che non ha nulla a che vedere con il confronto e le critiche. Mi hanno descritto e continuano a farlo come un nazista, un anti-italiano, un criminale. Il tutto per aver difeso la memoria di 25.000 bambini massacrati in Palestina. Quindi sto solo cercando di difendermi. Che ne pensate? 340 6709 659. Avete idea di cosa ha combinato Iacchetti qualche tempo fa? Vado avanti. Conti e la rinuncia di Pucci a Sanremo. Temeva di essere fischiato come Crozza. Il conduttore dice a Fiorello, il comico riempie i teatri, non pensavo di scatenare un affare di Stato. Ma in taglio alto, a pagina 17 del Corriere, a proposito del referendum sulla giustizia, video PD per il no con gli atleti olimpici. Il CONI, due punti, sgomento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'immagine degli atleti della nazionale di curling è stata utilizzata per lo spot del PD per il no al referendum. Poche immagini, ma fuori contesto e con una finalità politica del tutto arbitraria. Il video postato sui profili social del PD con gli azzurri del curling Stefania Costantini e Amos Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi Milano Cortina e oro a Pechino 2022, per promuovere il no al referendum sulla giustizia. Ha provocato la reazione del presidente Leconi Bonfiglio, che caldo al telefono con l'ANSA sbotta: resto sbalordito che si utilizzano immagino di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere. Anche noi. Sì, facciamo così, tra 2 minuti mandiamo in onda il Gusmeroli, il nostro Gusmeroli, lo trovi sulla pagina Facebook di Lega Camera, e lo dico anche a tutti voi, oltre che al nostro regista Simone. È bellissimo anche avere tempo per riascoltare gli interventi dei nostri rappresentanti al Senato e alla Camera. Basta scrivere gruppo Lega Camera, gruppo Lega Senato su Facebook e saltano fuori tutti gli interventi, che sono poi quelli che a volte vi trasmettiamo su queste frequenze, oltre a collegarci naturalmente con loro. E proprio con Alberto Gusmeroli, che ci colleghiamo in questo momento, per parlarci della legge sulle piccole e medie imprese. Non se ne è parlato assolutamente da nessuna parte. Perché ce n'era bisogno? Quali sono i temi che affronta? Ci relaziona l'onorevole Alberto Gusmeroli. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Perché è importante questa legge sulle piccole e medie imprese? Intanto dal punto di vista simbolico, perché questa è una legge che doveva essere fatta tutti gli anni e non è mai stata fatta, mai stata affrontata. Da adesso verrà fatta tutti gli anni
È il primo anno in assoluto, dopo un decennio e oltre, che si parla di una legge annuale come la manovra di bilancio, come la legge sulla concorrenza. Adesso, da oggi, c'è una legge annuale sulle piccole medie imprese. Un altro valore simbolico. Questa è una legge che ha fatto 3 passaggi in Parlamento. Siccome si critica che il Parlamento non sia centrale, in Commissione, nella Commissione Attività Produttive che ho l'onore di presiedere, c'è stata una grande discussione, una grande opera d'ascolto e oggi approviamo al terzo passaggio una legge sul 95% delle piccole e medie imprese che hanno da 0 a 10 dipendenti. Cioè il 95% delle attività economiche italiane sono microimprese e fanno la differenza. Hanno una resistenza alle crisi, alle difficoltà che non hanno nessuna impresa in altre parti d'Europa. Questa legge sulle piccole e medie imprese affronta temi e dovrà affrontare tutti gli anni temi quali la complicazione burocratica e fiscale. Noi siamo i primi al mondo in quanto a burocrazia fiscale. Si stanno facendo passi avanti, altri ne dovremo fare, però io ho ascoltato alcuni interventi con grande attenzione delle minoranze, però quel Stefano che è stato evocato da una minoranza e che al 27 fa fatica a pagare gli stipendi, fa fatica anche a pagare le imposte arretrate, e quando qui dovevamo approvare la rateizzazione lunga per non colpevolizzare chi dichiara le imposte e non riesce a pagarle, queste stesse minoranze che invocano l'aiuto a Stefano si sono sottratte. Hanno parlato di un condono che condono non è, ma che loro in passato hanno ampiamente votato, in certi casi condoni veri come il rientro del denaro dall'estero, non l'aiuto a chi ha dichiarato e non è riuscito a pagare. Allora ricordiamoci, quando evochiamo l'aiuto alle piccole e medie imprese, bisogna essere presenti sempre, non quando si è all'opposizione, ci si sottrae e si invoca qualcosa che non è. Perché? Perché molte imprese hanno problemi di liquidità e fanno fatica proprio per pagare le banche, per pagare i fornitori, per pagare i dipendenti, non riescono a pagare i contributi e le tasse, che hanno regolarmente dichiarato. Non sono evasori e non sono condoni. Ricordiamocelo bene. Altra cosa importante, questo provvedimento, siamo d'accordo, non è un provvedimento epocale, ma è un primo passaggio e ogni anno il mondo delle piccole e medie imprese vedrà un'attenzione che non ha mai avuto in passato. Sono imprese che trasformano idee in laboratori, trasformano i talenti in mestieri e la politica deve stargli vicino. E si sta vicino anche con la semplificazione, si sta vicino con la riforma del Confidi che è dentro in questa legge delle piccole e medie imprese, perché quando si parla di accesso al credito non c'è solo il credito bancario, c'è il credito bancario insieme alle garanzie dei
confidi. E questo è molto importante, anche se ci sono poche risorse, la riforma dei confidi porta grandi risorse alle piccole e medie imprese perché le aiuta nei momenti di difficoltà e nei momenti in cui devono fare gli investimenti, e gli investimenti fanno crescita economica. Negli interventi precedenti ho sentito che non c'è un intervento, non ci sono interventi anche in manovra di bilancio sulla crescita economica, che sono tutti interventi stile austerity e che porteranno alla recessione. Bene, io voglio ricordare che in questo momento, con tutte le difficoltà del caso che non si devono nascondere, con tutti gli aiuti che bisogna anche ampliare, però ricordiamoci che abbiamo un'inflazione sotto la media europea, che abbiamo il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi anni, siamo al 5,6%, abbiamo il tasso di occupazione molto elevato, abbiamo tassi di interesse che proprio aiutano il mondo delle piccole medie imprese, quel mondo che vedrà un'attenzione rinnovata ogni anno da parte di questo Parlamento. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sicuramente aiutare il mondo delle piccole e medie imprese a ampliare i mercati, dobbiamo aiutare il mondo delle piccole e medie imprese non, come ho sentito anche qua, ad aggregarsi, a diventare grandi. Perché? Perché la loro caratteristica, la loro resilienza è proprio il fatto che siano piccole, medie imprese. Ecco perché come Lega convintamente votiamo questo provvedimento. Perché? Perché come oggi mettiamo un punto fermo sulla riforma dei confidi, sulla riforma dell'artigianato, abbiamo un anno e ogni anno per focalizzare tutti i bisogni del mondo delle piccole e medie imprese, che fanno il 30% del PIL, che fanno la crescita economica, che fanno la differenza sui mercati, che riescono a subire e affrontare con rinnovato impegno anche crisi che vengono determinate dall'esterno. Prima si è parlato dell'automotive, pensiamo ai disastri di certe decisioni col voto di molti qui parlamentari in Europa per le decisioni europee sull'automotive. Ricordiamocelo quando invochiamo quello che è stato fatto o non è stato fatto. Ricordiamocelo cosa votavamo quando l'automotive sono fatte delle scelte che hanno messo in crisi, insieme ad altre problematiche, un settore che è stato strutturalmente motore di crescita economica per l'Italia e per l'Europa. La Lega voterà convintamente questo provvedimento. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Se sapessi quanta cura, tenerezza e amore mi hai dato tu, alitando la vita in me. Se vedessi la bellezza, la potenza e la luce dell'immagine e somiglianza che ho io di te, ma ho dimenticato tutto, non ho più memoria del tuo amore e mi sono fatta male con l'albero del bene e del male.
come in cielo, così in terra. Voglio tornare a vivere, voglio il paradiso sulla terra e ritornare a vivere con te. Se sapessi quale danno, quale grande dolore, in quell'attimo distogliendo lo sguardo da te. Se vedessi la bruttezza, i labirinti del male, l'immensa perdita nel voler fare a meno di te. Tu vuoi ridonarmi tutto e riportarmi adesso in quel giardino, alla felicità iniziale, alla vita nella tua volontà, come in cielo, così in terra. Posso tornare a vivere, voglio il paradiso sulla terra e ritornare a vivere con te, e ritornare a vivere con te. Io rinuncio al male e mi lascio salvare, voglio solo legarmi a te. Io rinuncio al male e mi lascio salvare, voglio solo legarmi a te, per vivere come in cielo, così in terra. Voglio tornare all'origine e sia paradiso sulla terra, per ritornare a vivere con te, per ritornare a vivere con te, per ritornare a vivere con te. A me piace troppo sbirciare i vostri sguardi, perché io vi vedo dalle radioline DAB, cosa pensate? Ascoltando questi pezzi e dite: ma cosa cavolo sta mandando in onda Sammy Varin su Radio Libertà? Signore e signori, questa è Christian Music, musica cristiana, in onda ogni giovedì alle 9, solo musica cristiana. Il paradiso sulla terra, che è un po' come ascoltare la mia rassegna stampa. Deborah Vezzani, lei arriva da Bologna, diplomata in flauto traverso al conservatorio, ha cominciato con la musica leggera, ma nel 2014 una profonda conversione cattolica dopo una crisi personale e la lettura casuale del Salmo 139 l'ha portata a girare tutta l'Italia portando i concerti testimonianza e esibendosi come artista di strada. Il suo tour si chiama Come un prodigio tour e la vedrà dal 10 al 12 marzo a Palermo e provincia, il 15 aprile ad Arezzo, poi Crotone, Carpi. Brava Deborah Vezzani da Bologna. Siamo l'unica radio che trasmette Christian Music e ne andiamo fieri. Buongiorno da Sammy Varin, rassegna stampa, certamente ancora tante emozioni da lanciarvi questa mattina, ma anche parecchi messaggi che stanno arrivando al 340-6709-659, lo sapete, quelli che non riesco a leggere adesso, io sono in onda anche dopo le 11, ve li leggo più tardi. La legge del mare non può essere invocata per natanti che non sono in grado di arrivare, non devono partire. Ditelo a Sansonetti, bravo ascoltatore, quello che diciamo anche noi, cioè dietro questa cosa c'è una mafia, un magna di scafisti che poverini faranno anche il suo lavoro ma non dovrebbero farlo e che invece vengono foraggiati da una certa sinistra. Good morning Sammy, vabbè, un altro pagliaccio in città, l'ex paracadutista ora paraculo uscito dalla Lega perché la Lega nonostante le riserve alla fine votava per le armi all'Ucraina
benzina, e invece lui, il coglione in senso politico, che fa? Dà istruzione ai suoi 3 caporali di giornata di votare per le armi al comico. Che faccia di merda, sempre di politicamente parlando, Certo che se c'è una merda, sempre politica, in giro, quel genio politico di Salvini la deve pestare? No, caro mio, non l'ha pestata Salvini, ma l'abbiamo pestata tutti quanti noi che ci siamo fidati. Siamo ancora quelle persone che si fidano del prossimo, ed è terribile da dire, ma è sempre più difficile fidarsi della gente. È brutto da dire questa cosa. Nessuno regala armamenti alla Padania per fare la secessione dai colonizzatori? Oh, questo è Gian il secessionista, fratello Gian. Siamo con le pezze al culo, fratello, anche di pezza ti chiamerò. Buongiorno anche a chi cerca di chiamarci sul numero WhatsApp. No, soltanto messaggi, grazie. 340-6709-659, questo è solo per messaggi WhatsApp, no SMS, che poi ce li pubblica Ranucci e Epstein poi ci invita a navale, parolone che non avrà attuazione grazie alla procura e alla magistratura che sono già all'opera per studiare come vanificare la cosa, come fanno sino ad oggi con altri provvedimenti di questo governo. Sarà, caro ascoltatore, ma ti dico, con sta cosa anche del referendum qualcosina si smuove. Che ne pensate? 340-6709-659, ricordatevi, si vota a fine marzo, 21 e 22, no, 22 e 23, vabbè, quei giorni lì. Mi raccomando, poi vi romperemo per bene le scatole nelle prossime settimane. Vado sul Giornale, anche qui blocco navale antiterroristi, espulsioni veloci per i violenti, e già questa io la promuovo. Vada via dall'ONU, anche Macron è stufo. E lì è colpa sua e dell'albanese. La ritirata del generale armi a Kiev senza il suo ok, ma soprattutto altro attentato ai treni, un sabotaggio a settimana. Siamo sul quotidiano Il Giornale, 2 paginoni sull'albanese. Anche Parigi non ne può più, albanese deve dimettersi per l'odio contro Israele. Adesso basta. E a pagina 3, nei file di Epstein compare Rula e ora prova l'agogna applicata a Salvini. La giornalista Propale, citata 24 volte con il suo ex in questi file, capitò al leghista, fu crocifisso. Ricordate, niente di grave, ricordate l'altra settimana a 8:30 ho incalzato sulla questione, Salvini è stato costretto a spiegare: non ho mai visto un dollaro, un rublo, Bannon l'ho visto una volta, non sapevo con chi parlasse, e ancora, per me gli amici sono altro, non ho mai preso soldi a Mosca o negli USA, non so se voi comparite nei file di Epstein, una lotteria questi file, dove finisce tutto e il contrario di tutto, e c'è finita anche Rula. E ci dispiace per lei, adesso mi raccomando devono invitarla a 8:30. Giro la pagina, blocco navale antiterroristi, espulsioni veloci per i violenti, ragazzi, anche Il Giornale potentissimo quest'oggi. Numero 1, ecco cosa cambia sulle espulsioni. Il disegno di legge amplia i casi in cui il giudice con sentenza di condanna per gravi reati può disporre l'espulsione dello straniero o l'allontanamento del cittadino UE. Tra i reati indicati: violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, praticamente quello che succede ogni giorno. I nuovi CPR, regole e accessi. Nelle strutture di trattenimento sono assicurati i diritti fondamentali e la dignità della persona connaturati alla privazione della libertà personale, sono disciplinati accessi, visite, modalità organizzative e monitoraggio delle strutture affidato al prefetto competente. Arrivano gli hotspot extra UE. I migranti a bordo di imbarcazioni sottoposti a interdizione potranno essere condotti anche in paesi terzi con cui l'Italia abbia stipulato accordi o intese per assistenza, accoglienza o intrattenimento in strutture dedicate come quelle istituite in Albania. Ok?
Sempre sulla pagina 4 del quotidiano Il Giornale, a proposito della giornata sul ricordo, Fratelli d'Italia porta il film sulle foibe al Parlamento europeo. Lo sterminio degli italiani nelle foibe da parte dei comunisti di Tito è una pagina dolorosissima della nostra storia nazionale e merita condivisione. L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna ha presentato così a Strasburgo la proiezione del film Norma Cossetto, Le foibe e l'esodo di Striani, Giuliani, Fiumani e Dalmati. Presenti i suoi colleghi Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Antonella Sberna. Bel film da andare a vedere, lo trovate su ogni piattaforma, ricordiamolo. A proposito di CPR, quelli che vogliono fare anche in Emilia-Romagna, e la sinistra si sta stracciando le vesti e dice al capo dell'Emilia-Romagna De Pascale: "Ah, oh, ma che vuoi fare?" Migrante depresso suicida nel CPR, assolto lo Stato, condannato solo il gestore del centro a 1 anno, risarcirà i familiari con 350.000 euro. Piantedosi, doveroso difendere i confini UE, l'ira di sinistra e ONG. Il Viminale promette maggiore severità, da Emergency a Sea-Watch, coro di no. Paginone con Francesca Galici anche sul quotidiano Il Giornale. Insomma, ve l'ho detto, non avete che l'imbarazzo della scelta. Quale giornale comprare oggi? Almeno uno, se non ne avete comprato nessuno in questa settimana. Poi ve lo leggete anche durante il weekend, perché un giornale non c'ha 2 pagine, meno che non beccate il Foglio. Europa se destra. Non mi piace molto, devo dire, questo titolo, perché la Lega non è certamente di destra, però sicuramente non è neanche di sinistra. La maggioranza Giorgia ora emargina la sinistra. Parliamo di Europa, Socialisti sempre meno influenti anche a Bruxelles. Liaison, collegamento tra PPE, ECR e Patrioti. L'asse Meloni-Merz va. Chiaramente rimaniamo a bocca aperta, ma siamo contenti, sperando naturalmente, guardandoci in faccia, diciamo: ma dove sta la fregatura? Pagina 7, Molotov sui binari. I sabotaggi sono 51, 1 a settimana, denuncia Salvini. L'ultimo episodio, un incendio in Valtellina. Anche qui a pagina 7 la Gualmini che dice addio al PD e va verso Azione, buon viaggio, ma soprattutto a pagina 8, meno 38 giorni al referendum. Chi sbaglia non paga. Per i magistrati solo 15 condanne negli ultimi 15 anni. Quella lettera di Vassalli a Craxi del 1987 per chiedere la responsabilità delle toghe, scrive Filippo Facci oggi sul quotidiano Il Giornale. Anche qui l'ultimo oltraggio: le facce di bronzo PD usano gli atleti per lo spot sul no, i medagliati di curling usati a fini politici. Coni sbalordito, ragazzi, tutto da leggere questo articolo, ma c'è un'ultima ora in questo momento sul sito di Repubblica. Referendum, video PD per il no, mostra l'Italia dal curling, Coni indignato, Mosaner, che è uno di quelli che è stato ripreso nel video, rimuovetelo, e il post scompare. Oh, non c'è più. Oh, dove è finito? Tacciamo di infinite cose, giriamo di nuovo le pagine, signori. C'è roba buona oggi veramente sul Giornale, c'è anche telenovela Vannacci, primo che agli aiuti all'Ucraina, la capriola dei suoi 3 deputati che restano in maggioranza. 3 deputati, 2 di questi li amiamo, o meglio li amavamo, soprattutto io ero innamorato di Sasso, era il mio eroe anti-gender, e purtroppo sono stato tradito anche da lui. La sinistra delusa alza il tiro sul militare e le sue truppe dicono robaccia fascista e putiniana. E Ziello, quello devo dire meno conosciuto della Lega, che nessuno si accorgerà che se n'è andato, si sfoga dicendo: i miei ex compagni della Lega mi odiano, mi scuoierebbero vivo. Oh, povero Ziello, mi raccomando, guarda che comunque, Ziello, abbiamo un dipartimento protezione animali, se hai bisogno lo possiamo attivare. Si scherza, dai, fammi scherzare. Fiducia sì, decreto no, fiducia sì, decreto no.
Sì, no, boh. Il generale riesuma la Prima Repubblica, caro Vince, nei suoi bizantinismi. Vannacci diventa democristiano. Lo so, era il tuo eroe. Anche il mio, signori. Chi ha fatto il paracadutista non può non amare Vannacci. Io ero un carrista e lo amo ugualmente. Ci siamo sentiti traditi, noi che eravamo pronti ad andare in guerra col cazzo, ma in senso figurato, vabbè, armatevi e partite, armiamoci e partiamo, alla fine non ha fatto niente nessuno. Il tempo, signori. Anche questa frase, secondo me farà storia. Carezze togate ai violenti. Lo scrive solo il Tempo, sappiatelo. La carezza qual è? Venga quando vuole. Questa è l'ordinanza shock per uno degli arrestati dopo l'aggressione agli agenti di polizia. A Campaner il GIP applica l'obbligo di firma, ma compatibilmente con le esigenze personali. L'ex PM Rinaudo dice così impossibile controllarlo, praticamente può andare, picchiare, distruggere, cioè, venga pure quando vuole a firmare. Da FN sì alla fiducia, Vannacci alla Mastella, fa un po' come Mastella. Che fece Mastella? Andate a guardare sui libri di storia. I futuristi non strappano sperando di poter entrare in coalizione. Pozzolo, il generale è il De Gaulle italiano, noi fedeli al centrodestra, quindi non vanno da nessuna parte, ma sono usciti dalla Lega. Così, per vedere l'effetto che fa. Giro di nuovo la pagina, sono sempre sul quotidiano Il Tempo e anche qua, signori, piatto ricco, micifico, semaforo verde dal Consiglio dei Ministri, blocco navale, sanzioni, stretta sulle espulsioni, le nuove regole sui migranti stanno prendendo la rincorsa quelli della sinistra, abbracciati alle varie ONG più o meno benedette dal Papa, stiamo a vedere cosa diranno. Da inizio anno gli sbarchi sono stati meno della metà, questi dati del Viminale. Un altro paginone anche sul Tempo, sulla Rula, film, cene, feste. Rula Gebral finisce nei file dello scandalo, scovati nei documenti resi pubblici dell'inchiesta su Jeffrey Epstein, riferimenti alla giornalista e scrittrice palestinese e al regista Julian Schnabel. Giro di nuovo. Dove sono finito? Sono finito su Repubblica. Oh mamma mia, ma c'è ancora? È tornata a uscire Repubblica. Scherzo, c'è stato sciopero perché chiaramente non si capisce a chi va in mano. Merz Meloni, il patto spacca UE è il titolo principale, ma anche Albanese oltraggia Israele, la Francia chiede le dimissioni. A pagina 8, Camera. Ok alla fiducia sul decreto Ucraina, Vannacci si sfila a metà, i deputati di FN votano contro gli aiuti ma sostengono l'esecutivo, la Lega dice trasformisti, lo rifacciamo questo articolo della Costituzione, ci state ragazzi, mi scrivete qualcosa, 340 67 09 659, Tajani che dice decide Salvini se restano con noi, hanno votato la fiducia al governo praticamente, lo dice la Stampa, tra poco ve lo leggo, è come se ci fosse un governo anche con i vannacciani. Noi un'avanguardia, la marcetta su Roma dei soldati futuristi. Ziello, Sasso e Pozzolo sotto i riflettori in transatlantico, circondati da decine di giornalisti, chissà come si sentivano importanti. E Furgiuele che dice non lascio il carroccio, ma il mio leader è morto il 28 aprile 45. Per fortuna che è morto. Giro di nuovo. Anche Provenzano chiaramente dice la sua, dalla sinistra, sono spaccati su Kiev e inseguono a destra il generale. La leader di Fratelli d'Italia continua a difendere il diritto di veto che serve al suo amico Orban, non certo all'Italia, lei vuole un'Europa minima. L'intervista con Provenzano quest'oggi sul quotidiano Repubblica. Interessante invece la pagina numero 13 che si dice così, anticipa un'accurata biografia dedicata a Papa Prevost che contiene anche un'ampia intervista di cui appunto Repubblica anticipa un estratto. Leone XIV dice: su gay e trans la dottrina non cambia, ma la Chiesa
invita tutti. Il pontefice risponde sui temi cruciali della contemporaneità, ma svela anche che tiferà Perù ai mondiali di calcio. Musk diventerà il primo uomo con un patrimonio di 1,000, quanti sono? 10, 100, 1000 miliardi di dollari, ma se il valore si misura, così siamo in guai seri. Incontrare Trump, non entro nelle questioni dei singoli paesi, sui migranti i vescovi USA seguono il messaggio di Francesco. Ecco la biografia di Papa Leone XIV. Le appena arriva, è già uscita la biografia, anticipata oggi dal quotidiano Repubblica. Petrecca, caso internazionale, tutta la RAI senza firme, il direttore rischia il posto, ma soprattutto a denti stretti un bel paginone, la numero 23 di Repubblica su migranti, blocchi navali e più facili le espulsioni, nuova stretta sui confini. Nel disegno di legge più limiti anche a protezione internazionale e ricongiungimenti. La Premier, le Camere approvino in fretta. Da giugno riapriranno i centri in Albania, telefonini e video vietati all'interno dei CPR. Arriva il decreto bollette, questa è una buona notizia, ma vale meno di 3 miliardi, dice Repubblica. Picchetto Fratin sarà in Consiglio dei Ministri sicuramente la prossima settimana. Il governo punta a tagliare il costo del gas. Sì al bonus sociale. Le ipotesi sul tavolo? L'azzeramento dello spread tra il valore del gas sulla borsa europea e su quella italiana, ridurre gli oneri di trasporto pagati in tutte le bollette del metano, un bonus da 55 euro l'anno che dovrebbe arrivare a 4 milioni e mezzo di famiglie. Buone notizie oggi su Repubblica, ma anche sugli altri quotidiani se ne parla. In Repubblica Spettacoli, intervista a Pelù. Rockstar io, lotto per la pace e contro l'acufene. È sempre un nostro eroe. Apro anche le linee. Chi mi sente in diretta potete chiamare ora 02 9294 7222 mentre io proseguo con il quotidiano La Stampa che in taglio basso scrive viva la RAI, Mattia Feltri che prende in giro quello che sta succedendo in RAI, che a voi non ve ne frega niente e a noi men che meno. Aiuti a Kiev, fiducia ok, Vannacci col governo, ma è sfida sui balneari, scrive Federico Capurso, siamo sul quotidiano La Stampa. Angelo Bonelli, intervista al leader di AVS, il generale nella maggioranza, Meloni chiarisca, no ad ambiguità, i nostri emendamenti uguali ai loro, nessuna vicinanza, non è vero niente, capito? Il retroscena di quello simpatico, Alessandro De Angelis, a pagina 9 della Stampa, il giorno più lungo del centrodestra, da oggi non siamo più gli stessi. L'ingresso del generale in maggioranza e i segnali negativi sul referendum rivelano un deficit di regia. Anticipiamo il finale. Qui la giornata ci racconta che Houston c'è un problema di regia politica un po' su tutto. Riavvolgendo il nastro dall'inizio, attorno a mezzanotte ci avviciniamo a un folto capannello. Il generale Roberto Vannacci, l'uomo che non deve chiedere mai, come denim. Io però avevo Dur, il profumo della Lega, ha appena messo a verbale la sua dichiarazione tardo democristiana, sì alla fiducia, no al provvedimento. Il capannello, una ventina di giornalisti, forse qualcuno di più, curiosi di ascoltare i suoi 3 carneadi nel giorno di gloria, non proprio del tutto sconosciuto perché l'onore delle cronache talvolta l'hanno guadagnato. Emanuele Pozzolo, che ora si indigna sulle armi a Kiev, lo ricorderete come pistolero di Capodanno. Rossano Sasso per le sue crociate confessionali contro l'Islam e i medioevali contro l'educazione sessuale. Edoardo Ziello, che dopo le cariche della polizia a Pisa 2 anni fa se la prese con gli incappucciati chi aveva visto solo lui. Questo l'incipit dell'articolo del simpatico Alessandro De Angelis, lo amiamo oggi sul quotidiano La Stampa. Chiamate 0292947222. Leggo ancora 2 cose e sono da voi. Espulsioni facili e blocco navale, ma salta la norma salva al-Masri. E in taglio basso l'intervista naturalmente a Silvia Albano. Respingere in mare è vietato dall'Unione Europea, così si arriva a minare i diritti di tutti. La magistrata dice da oggi sicurezza e ordine pubblico vengono fondati solo su
forza e repressione, cominciano a starnazzare quelli della Stampa, dedicando poi un intero paginone a Moussa Bald, che si tolse la vita dopo l'isolamento nella cella ghetto. La direttrice condannata per omicidio doveva farlo ricoverare in ospedale. La replica: non ero io a decidere. L'articolone si chiama Morire di CPR. 0292947222. Ora faccio parlare voi. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Prego. Allora io cambio argomento come sempre, visto che si avvicina a Sanremo. Allora io sono in difesa di Pucci, signor Semmi, sono indignata a riguardo dall'agonia mediatica con tanto di insulti contro la sua famiglia, sollevata contro Andrea Baccan, in arte Pucci. L'antilo protettore, signor Semmi, della libertà e della pluralità nelle trasmissioni TV, il Codacons, guidato dal signor Rienzi, che mi sembra di sinistra se non sbaglio, ha alzato la voce contro il comico dicendo che si tratta di un personaggio divisivo, omofobo, con battute volgari. Forse preferiscono, dico io, i baci in bocca di Fedez. Anche tutta la sinistra si è opposta ad un'eventuale apparizione, mi sembra, a Sanremo di Pucci. Questa sinistra è talmente doppio pesista, dico io, che non si è mai opposta agli sproloqui volgari della Littizzetto o della Cucciari, che si è permessa addirittura al Quirinale di prendere in giro il ministro della Cultura. Tutto qua, la saluto e buona giornata. E io ti ringrazio per avermi ricordato queste belle cose. Io ve l'ho detto, dovete ringraziare il cielo che io non sia direttore di questa radio, altrimenti che cosa non vi combinavo? Avrei mandato un'intera giornata con le battute di Pucci, una dietro l'altra. Chiamate 0292947222. Ancora sulla Stampa una notizia che non compare su altri giornali. Quindicenne si ribella e denuncia i genitori: mi picchiano e mi obbligano a rubare. È successo a Vercelli, la ragazzina chiede aiuto in un supermercato, ora è in una struttura protetta. Naturalmente si parla di quelle persone che fanno una vita particolare, rom, sinti, camminanti, che non sono la stessa cosa, Varin. Un'altra chiamata. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Gino. Mi sente? Pronto? Sì, ti sento. Ecco, qui il tempo a Roma è bruttissimo, in tutti i modi, a prescindere dal tempo. Un allarme voglio lanciare. Poca propaganda sul referendum per il sì. Non ascolto, non sento. Attenzione, perché chiarissimo, perdonami se ti taglio, ma ascolta il pomeriggio di Radio Libertà, perché è partito proprio ieri un programma che fa propaganda proprio per questo referendum. Decreto bollette in arrivo, ne parla anche la Stampa, pagina 24, su luce e gas, un taglio fino a 3 miliardi di euro. Il pacchetto energia sul tavolo del Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Terzo anno nero per l'industria, produzione meno 0,2% nel 2025, giù tessile e auto, ma la buona notizia è che arriva uno sconto sulle bollette. Me ne devo andare? C'è ancora qualcuno in linea? Vi do ancora un minuto, non di più. 0292947222, e se non arriva io me ne vado, signori, me ne devo andare, sì, è arrivato Sallusti, è meglio che me ne vada, signori. Grazie di tutti, centinaia di messaggi. Alle 11 io ritorno e ve li leggo dal primo all'ultimo. A più tardi. Avete ascoltato la